Questo sono io. So cosa stai pensando. Perché stavo correndo, da chi o da che cosa stavo scappando. Mentre ora ti starai chiedendo perché 3 secondi fa indossavo un costume da Spider-Man. Ti darò tutte le risposte, ma prima ti racconterò la storia della mia vita. Mi chiamo Luca Cisotto. Sono nato il 28 gennaio 1998, vivo con la mia famiglia in un paesino in provincia di Rovigo, mi piace giocare ai videogiochi, farmi notare facendo l'idiota, giocare ai videogiochi. Ah no, aspetta, l'avevo già detto. Da piccolo ero un vero playboy, poi quando le cose si mettevano male scappavo in Messico, oppure a Pisa, poi chiedevo soldi ai miei per altri viaggi e poi passavo ai miei nonni. A parte questo ho passato un'infanzia abbastanza normale, mi sono suicidato innumerevoli volte, poi sono risorto e poi ho fatto un sacco di altre cose. Durante le medie mi piaceva fare video insieme ai miei amici, dei video tranquilli, capite? Io giravo e loro mi picchiavano brutalmente senza l'utilizzo di stuntman. Erano dei video non adatti ad un pubblico di minori. Però dai, anche tu avrai fatto queste cose da piccolo. No? Non le hai fatte? Stranamente i nostri genitori non appoggiavano questa nostra passione. Comunque sia, ad un certo punto abbiamo finito di far video perché avevamo rotto la videocamera, così ho chiesto ai miei amici di uccidermi un'altra volta, poi sono risorto, sono andato a Firenze con la scuola media, ma non sapevo che cosa mi stava aspettando. Ho fatto il liceo artistico a Rovigo, dove ho passato dei bei momenti, poi ho continuato a far cagate insieme ai miei amici. Ho rotto le scatole a mia sorella e ho buttato giubbotti fuori dalla Corriere. Tutto regolare. Ho continuato a fare video per documentare le avventure che passavo insieme ai miei amici. Abbiamo fatto rissa in un ristorante, abbiamo rotto un motorino, abbiamo fatto esperimenti che non dovevamo fare, poi ho fatto nuoto e ho fatto karate. Ma ehi, io non stavo scappando. Ci sono stati alcuni capitoli importanti nella mia vita. Questo è uno tra quelli. Negli ultimi anni di liceo io ed un mio gruppo di amici iniziamo ad organizzare delle feste. Fu la nascita di una grande famiglia. Fu la nascita di Crossover. Nobody pop off, nobody get murked. Nobody scream, it'll probably get worse. Now you're cursed, this is my turf. Before I kill them, I'ma torture them first. That Chiquita, sí, yo soy bonita. But you about to need a prayer from a preacher. I am the tiger, faster than a cheetah. Ah, e a proposito del costume da Spider-Man. Avevo detto che mi piaceva far l'idiota? Diciamo che nel tempo libero sono un supereroe. Mi vesto così ai compleanni, alle lezioni universitarie. Ma tra tutti i momenti della mia vita, quello più significativo fu quando nacque in me la passione per i video e poi la passione per il cinema. Iniziò tutto nel 2015, quando durante una gita scolastica a Vienna girai dei video insieme alla mia classe. What's up, danger? Hey, didn't know they doubted us. Makes it that more marvelous. Sign them up, cause ominous vibes and I get synonymous. What's up, danger? Hey, don't be a stranger. Cause I like hot cheese. Tornato a casa li montai e creai il mio primo film, l'inizio di una storia che sarebbe continuata nelle gite successive. With it, no matter how dark it is. I'm insane, but on my toes. I could keep the world balanced on my nose. Nell'anno scolastico successivo andammo a Paestum, vicino a Napoli, e qui girai il seguito. If I'm crazy, I'm on my own. If I'm waiting, it's on my phone. If I
sound lazy, just ignore my tone, cause I'm always gonna answer when you call my phone. Like, what's up, danger? Una storia di tradimenti e di colpi di scena. 2017, Londra. Fu la volta del capitolo conclusivo. Nel 2018, dopo aver iniziato l'università a Bologna, decisi di dare inizio a dei nuovi progetti. What's up, danger? The Lunch with Cisotto fu il primo tra questi, una serie sul mio profilo Instagram, in cui una volta a settimana studenti universitari sempre diversi si presentavano, rispondevano alle mie impossibili domande e lanciavano sondaggi a caso. Rinnovata con una seconda stagione, questa sarà la mia prima serie su YouTube. Sempre nel 2018 io e il mio gruppo universitario provammo a fare delle riprese per una web serie. Magari in futuro riusciremo a dar luce a questo progetto. Arrivato al 2019 ho avuto un'illuminazione: portare avanti la mia passione per i video su YouTube, un'idea che la mia vita passata mi ha sempre tenuto nascosta. Dicono che non si possa scappare dal passato. Se non posso scappare, userò il mio passato per creare il mio futuro.